Ma credo che è importante per noi favorire questo coinvolgimento, sviluppo di questo patrimonio straordinario. 3.800 ville venete, unica realtà al mondo che abbia questa caratteristica particolare. Il problema qual è? Sono tante, sono belle, bisogna renderle interessanti, soprattutto per la loro bellezza, per la loro qualità e farle diventare un fattore economico. Oggi sono belle, impegnative e allora attraverso la cultura, questa cultura che diventa economia, dobbiamo favorire il fatto che i nostri cittadini veneti, ma il mondo e anche attraverso l'Expo che oggi si avvicina a noi, abbia voglia e interesse a venire a visitare, visitando venga in qualche modo a gustarsi le nostre bellezze e a favorire la nostra economia. 20 ville che offrono spettacoli, che offrono intrattenimento, favoriscono la comunicazione di queste nostre bellezze e con la comunicazione noi siamo interessati che il turismo culturale, il turismo che spende di più fra l'altro, il turismo di città d'arte che è quello che cresce in Veneto, sta crescendo in controtendenza e spende molto, 140 euro al giorno spende un turista di città d'arte su un PIL veneto di circa il 10% dato dal turismo rispetto ai nostri 16 milioni di turisti, e allora credo che questo patrimonio vada messo a disposizione, vada valorizzato proprio in funzione di creare economia e lavoro in Veneto.